nella maniera giusta. Così come sul piano sociosanitario. Sono insegnato in una campagna, ho fatto una manifestazione per dire che la logica di tagli che la giunta Zaia sta applicando non va bene, perché su quella roba lì non si taglia. Tagliate su tutto, però per cortesia su diritti fondamentali come il diritto allo studio e il diritto alla salute non si taglia. Siamo già a un punto limite oltre il quale i tagli significano che tu comprometti anche la stessa praticabilità del diritto costituzionale alla salute. E lo sta dicendo il Senato, non gente di sinistra. No? Il Senato nella sua indagine conoscitiva che sta istruendo sostiene nero su bianco che il problema oggi non è più la sostenibilità del sistema sanitario nazionale rispetto alle esigenze di bilancio e all'austerità e al deficit e queste robe qua, ma la sostenibilità del nostro sistema rispetto al diritto alla salute che deve essere garantito a tutti in maniera universale, stante l'articolo 32 della Costituzione. C'è poi il piano urbanistico, su cui credo si diffonderà casomai Oscar, che lo sta seguendo, dove anche lì la cosa fondamentale che deve fare la Regione è pianificare che tipo di sviluppo, che tipo di utilizzo del territorio, quale livello di sfruttamento, diciamo così, e quanta cementificazione fai, insomma, come utilizzi la risorsa principale su cui insiste la tua vita e la tua attività, che è appunto il territorio, l'ambiente e il sistema ecologico dentro il quale noi siamo, e su questo le criticità sono fortissime. La stessa cosa accade sul piano dei rifiuti. In generale noi abbiamo una regione che nel pianificare non punta a spostare in avanti l'obiettivo per prefigurare una situazione di miglioramento, ma fotografa l'esistente, ritaglia spazi di clientele e fa anche previsioni per lo più a ribasso. Sul piano dei rifiuti io ricordo che facevo un convegno a Vittorio Veneto con Edo Ronti, organizzato assieme a Stefano, non mi ricordo se era il 2002 o 2004, era in occasione del precedente piano dei rifiuti, in cui sostenevamo con tabelle eccetera, con Gianluigi Salvador, che non c'era per niente bisogno di fare quei nuovi inceneritori che si prevedevano già in quel piano, perché quelli già esistenti erano più sufficienti a gestire i rifiuti e l'avanzamento della raccolta differenziata avrebbe determinato un calo delle necessità di inceneritori. Si è verificato quello che dicevamo noi e non quello che diceva il piano regionale. E oggi siamo di fronte alla stessa cosa, un piano che ha aspettative molto molto limitate, non molto minime, e che non prende atto del fatto che il Veneto è l'eccellenza a livello di raccolta differenziata e di riciclaggio a livello nazionale. E noi, come Treviso, dobbiamo avere il piccolo orgoglio, diciamo così, senza coltivare particolari ansie di primato, no? Che a volte diventano dei modi per essere troppo indulgenti con se stessi, ma la provincia di Treviso, dentro questa statistica, è quella che ha la raccolta differenziata al più alto livello. È leggermente abbassata dal fatto che il capoluogo abbassa, no? Perché il capoluogo ha ancora la raccolta differenziata non spinta, come i cassonetti dove butti di tutto, eccetera. È cambiata l'amministrazione, aspettiamo che adesso si elevi anche il livello di raccolta differenziata del capoluogo e quindi possiamo ancora avere performance maggiori. La provincia di Treviso dimostra già che l'obiettivo che si pone al 2020 per la regione, il piano regionale, è già superato di fatto. E quindi non c'è quel coraggio e quella voglia di dire prendiamo le parti migliori, no? Le migliori esperienze e espandiamole e facciamo sì che il Veneto diventi il traino per una politica di rifiuti zero. Forse ha più difficoltà, diciamo, la Calabria a rivendicare di essere, no, la locomotiva di questa prospettiva, ma noi in Veneto dobbiamo farlo. Io sono convinto che da qui soprattutto deve avere un sostegno molto forte a questa campagna che è nazionale, che sta già avendo il suo successo, che appunto trova anche nel Veneto, può trovare un punto fondamentale. L'altra cosa che mi preme dire è che dentro la gestione dei rifiuti, a parte queste esigenze che noi diciamo di rispetto verso l'ambiente, evidentemente, no? C'è anche un altro elemento, che è che tipo di sviluppo noi pensiamo che di fronte alla situazione di crisi si possa prefigurare di poter uscire in qualche maniera progressivamente da questa situazione che è drammatica, no, dal punto di vista sociale ed economico.
secondo noi serve un modello diverso di sviluppo, e un diverso modello di sviluppo è fatto di vari segmenti, di varie cose che messe assieme costruiscono una nuova prospettiva. Una di queste è anche il modo di utilizzare quelle che un tempo erano le immondizie, no? Nell'antica accezione di immondo, le immondizie sono immonde, non si toccano neanche perché sono così miscelate, i putrescibili, no? Perché sono immonde. A volte quando ci sono le crisi a Napoli si parla di immondizia, perché siamo a un livello anche lessicale di concetto che è eccessivamente retrogrado, diciamo così, no? Rispetto al fatto che siamo passati alla gestione dei rifiuti e dovremo passare a un nuovo paradigma che è quello della risorsa. Quindi non c'è qualcosa che tu rifiuti, è qualcosa che tu riutilizzi, ritrasformi, non espelli dal ciclo produttivo per seppellirlo in qualche buco o per farlo diventare fumo. No. Questo è un cambio di prospettiva che crea anche posti di lavoro, voglio dire. Crea più salute, crea un ambiente migliore, crea posti di lavoro qualificati, attivi, filiere importanti, e assieme a un diverso utilizzo del territorio e quindi a un'industria del cemento che non chieda di avere aree agricole per asfaltarle e costruire centri commerciali, ma che si occupi di come riqualificare il già costruito, di renderlo sicuro dal punto di vista sismico dove ci sono i rischi, magari una bella rottamazione dell'edificato in 60 sarebbe quella una spinta verso l'economia e la ripresa economica. Così come anche un livello diverso di assistenza sanitaria e sociale può rimettere in gioco una serie di competenze e dare risposta a una serie di bisogni sempre nuovi di assistenza. Pensiamo all'età media che avanza, pensiamo a nuove esigenze di socialità, dove anche lì si possono creare posti di lavoro importanti. Per cui le politiche di settore che cerchiamo di seguire stanno dentro una logica nella quale tu cerchi di far uscire non solo l'Italia, ma di prefigurare una via diversa di sviluppo rispetto a quella che abbiamo seguito, e che invece, secondo qualcuno, le politiche di austerità dovrebbero confermare. Perché anche l'idea che siccome siamo in austerità, siamo in crisi, non bisogna parlare di nient'altro. Io sono convinto che sia la priorità avere il posto di lavoro, avere lo stipendio, eccetera, ma siccome mi pare che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, ed è solo l'idea di abbassare i diritti e di rendere più facile licenziare per far sì che la gente trovi lavoro, il che non ne merita sciocchezza, dobbiamo pensare invece a come creare lavoro, e il lavoro lo crei appunto con politiche pubbliche diverse che puntino su appunto lo sviluppo in senso lato del nostro paese. Detto questo contesto, appunto, Sinistra Ecologia e Libertà colloca la sua azione. In Parlamento, mi pare che ieri un poveretto della Lega diceva: voi vi occupate solo di omosessuali, di coppie di fatto, dovete chiamarli sodomia e libertà. A parte vabbè, che è un poveretto, no? Però gli echeggiava alcuni ragionamenti per i quali parlare di diritti in questo momento non si fa perché prima viene qualcos'altro. Non c'è una priorità in questo momento. Siamo a un livello così basso e così drammatico per cui servono più diritti, serve più ambiente, serve più salute, servono più investimenti, servono un sacco di cose che servono tutte assieme, perché sennò non usciamo dalla crisi. L'altra cosa, e concludo, che volevo dire riguarda lo specifico della battaglia sugli inceneritori di Sidea e Poliziolo, che appunto si ricordava avevamo vissuto anche in consiglio provinciale con Stefano, era complicato perché c'erano cambi di fronte, l'UDC votava contro, poi non votava, queste cose qua, Forza Italia, c'erano chiaramente lobby, no, che avevano dei riferimenti dentro il consiglio molto forti, ma alla fine insomma si è costruita un'ipotesi di contrarietà abbastanza unanime. A livello di consiglio regionale è passato un emendamento, grazie poi alla sinistra, mi pare a Pettinò e poi a Resto del Centro-Sinistra, in cui si diceva che nessun nuovo impianto di trattamento rifiuti poteva essere non solo autorizzato, ma neanche partiva la pratica di autorizzazione se non c'era un preventivo voto del Consiglio provinciale, non era venuto del Consiglio provinciale del territorio di riferimento, che diceva che l'impianto è indispensabile per la qualità dei rifiuti e per la vicinanza dal luogo di produzione dei rifiuti. Quella roba ha tagliato le ali, insomma, perché era chiaro che il Consiglio provinciale votava contro, cioè nessuna indispensabilità.
Era una norma transitoria, così come quella della moratoria poi del 2012, in attesa che fosse elaborato e approvato il piano dei rifiuti speciali. Con questo piano, siccome assomma i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, viene meno anche quel regime transitorio. E quindi secondo me bisogna che si faccia attenzione per capire se veramente quel capitolo è chiuso o meno. Io ho visto anche sulla stampa molte non sommitaggi, un nuovo piano, dicendo siccome il piano non prevede la necessità di nuovi inceneritori, non espressamente, non è chiarissimo su alcuni punti, di nuovi inceneritori per rifiuti speciali, tanti hanno salutato questa cosa come il fatto che è tramutata definitivamente quell'ipotesi. In realtà bisogna sempre tenere presente che il regime dei rifiuti urbani è un regime totalmente pubblico, per cui se la pianificazione pubblica dice che lì serve un impianto per l'umido, si fa l'impianto per l'umido, se dice che serve un inceneritore, si può fare l'inceneritore, se non dice che cosa fa non si può fare nulla, perché comunque il pubblico che gestisce attraverso le società che sono operative dei consorzi e degli ATO. Il regime di gestione dei rifiuti speciali invece è un regime privatistico, perché sono considerate la pari praticamente di merci, e quindi sottostà al fatto che vi siano delle richieste di autorizzazione, così come fece un'industria, chiese alla regione di essere autorizzata a, e la regione può dire sì o può dire no. Allora, non è così automatico che il fatto che il piano preveda che non siano necessari nuovi impianti consente alla regione di dire no a una richiesta di autorizzazione avendo le spalle coperte rispetto a eventuali ricorsi che chi fa queste richieste di solito può ben fare avendo una folta schiera di avvocati al proprio servizio. E quindi gli serve che vi sia un'attenzione nella fase di poi conversione insomma, in legge definitiva da parte del Consiglio regionale a far sì che si trovi lo strumento giuridico che probabilmente dovrà anche conciliarsi con leggi nazionali per il quale le previsioni sulla necessità e fabbisogno di gestione dei rifiuti speciali consentano anche, si traducano nell'autorizzazione o non autorizzazione da parte della regione rispetto alle richieste che provengono. In questo senso io credo che il tramonto definitivo di quell'ipotesi sia l'assicurazione da parte di un'industria che ritirerà e non ripresenterà la richiesta di costruzione di nuovi inceneritori. Per chiudere, un'ultima considerazione, non dimentichiamo mai che quando parliamo di Veneto parliamo anche di una regione che a mio avviso ha avuto una eccessiva indulgenza da parte dei mezzi di informazione e da parte della magistratura e delle forze inquirenti nella dare a porre l'attenzione su un agglomerato e sull'intreccio di poteri a cavallo fra legalità e illegalità che mentre in Lombardia sono esplosi in tutta la loro chiarezza, portando anche al tramonto insomma, dell'esperienza Formigoni e alla fine anticipata di quell'esperienza, in Veneto cominciano adesso a venire fuori. Tutti speriamo che il capo di Mantovani canti tanto e dica tante cose. Ma dentro quell'intreccio lì ci sta la costruzione di nuovi ospedali. Noi stiamo contestando anche cose finanze su Padova, eccetera, cose devastanti che a Mestre producono una difficoltà dei conti della ULSS 12 perché ogni anno deve pagare canoni di 20 milioni per poter usare un ospedale che ha voluto far costruire al pubblico, al privato e che è privato. Il privato, secondo i calcoli della Commissione di Sanità, di quell'investimento ricava l'8%. Senza nessun rischio, perché se delle cose vanno male, lì vede la convenzione c'è. 8% non è male. Per un investimento sicuro. E lo stesso dicasi per le costruzioni di grandi opere, pensiamo al Passante e tante altre opere fatte in project financing. Lo stesso, lo sa bene Genovese che a dispetto del nome è regonese, per quanto riguarda l'inceneritore di Canel 2, che anche lì mi pare che sia un project financing. Se uno va a vedere queste cose qua, c'è un intreccio di conoscenze, di persone che stavano attorno a Galano, che in buona parte del sistema si è riportato anche nella gestione Italia, che meriterebbe un'attenzione che adesso appunto si comincia a avere nei confronti di chi aveva sedi del cartiere a San Marino per creare fondi neri, per fare cose di questi fondi neri.
Il Mose, e chiudo, costa 5 miliardi e mezzo di euro. Noi contestiamo gli F-35, giustamente, perché si taglia sulla sanità. Nel nostro piccolo Veneto abbiamo questa grande opera che drena un sacco di miliardi che potrebbero eliminare un paio di posti letto e mettere in sicurezza tutte le nostre scuole e magari con gli investimenti sul territorio evitarci anche le alluvioni. Per cui io penso che l'operazione che stiamo cercando di fare è anche quella di puntare il dito su un sistema regionale che non è prima il Veneto, ma è prima gli amici degli amici, insomma. E su questo continueremo fino a quando riusciremo a mandare via questa amministrazione e a cambiare.